Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Franco. Buonasera Sabrina, come stai? Bene, benissimo. E io bene. Come stai? Bene, grazie. Buonasera maestro, scusate maestro, le spalle, buonasera. maestro, però ci dobbiamo mettere un pochettino purtroppo sì, lontano. siamo un po' costretti così. E quindi siamo qua stasera. Sì, siamo qua. Volevo dire che mancherà Francesco questa sera che ha fatto un intervento in ginocchio. Infatti lo salutiamo, auguri. ciao Francesco. Stammi bene Francesco, ci vediamo alla prossima. Esatto. E diciamo che tu sei una novità per noi da stasera, sarai con noi, farai parte del nostro programma. E io vi ringrazio. Con molto piacere. Vi ringrazio. Incominciamo questa nuova avventura. Sì. Per noi molto piacevole sicuramente. E niente, grazie a tutto lo staff di Bella Radio, tutte le persone che ci stanno seguendo, chi ci chiameranno, perché sicuramente ci prenderemo qualche telefonata, essendo abbiamo un pochettino di spazio in più. Alle persone qui in studio. Li salutiamo Francesco Verdi e Francesco Mirabella. Ecco. A tutto lo staff. Io da parte mia voglio salutare ad Enzo della Germania con ciao, un Enzo, bacio e un abbraccio a tutta la sua splendida famiglia, la famiglia Mascali, a tutte le persone di via Zia Lisa, che poi è il mio quartiere anche, sono cresciuta lì. Ah sì? Sì. Alla famiglia Lima, alla famiglia Giuffrida e alla famiglia Privitera. Mi associo, ciao a tutti. Ah, un'altra cosa Franco. Dimmi. Mi devi fare un favore. Sì. Questa puntata la dobbiamo dedicare interamente a Carmen Mascali, che ieri ha fatto gli anni. Auguri. Un bacio Carmen. Che dedichiamo il programma, ti dedichiamo. E se puoi chiama, ok? Va bene. Allora Franco, cosa ci canti? No, diciamo che inizi tu stasera. Inizio io? Sì. Va bene, iniziamo con il maestro. Cosa facciamo maestro? Facciamo un brano, quello che abbiamo fatto poco fa. Lo dedichiamo questo brano a Carmen, che gli piace, è una fan di Nino D'Angelo, anche di Gigi Filizio. Cominciamo con, non è un brano mio, un brano Mente il cuore. Bello. Quanto tempo durerà? Forse tu
lo sapevo, te l'ho cantato ugualmente. Un bacio. Brava. Improvvisiamo, dai. Ma comunque stasera facendo molti pezzi live probabilmente faremo pezzi che facciamo molto raramente, perciò saranno delle sorprese più che altro. Intanto che farò ci canti, Franco? un pezzo del grande Mario Trevi, di cui io sono un appassionato. Maestro, abbiamo provato prima una mezza strofa, la rifacciamo. È un brano dal titolo Dimma addo stai, piace a mio padre, bellissima. a cui lo dedico, piace a me tantissimo. Lo dedichiamo anche a Pippo Giuseppe Giuffrida, mio suocero, che piace molto Giuseppe Mario Trevi. Giuffrida. Ma in ombra casa accosta chiano chiano, io scendo a notte che mi sta vicino, e su un suono sento la voce tua, stai in braccio a me mentre santo stai. Dimmi dove stai, dimmi a chi pensi tu. Io che non ragione più, un anno, aspetta te, è solo un sogno per te, io vengo a te. La vita mia va bene un cuore, e tu mi hai dato solo per amare, non ti potevo dare brillante ore, come volevi tu per fare signore, ma se tu cuore mio non trovo pace, il cuore con la te non tiene luce. È solo un sogno per a te, io vengo a te. Bellissimo brano, grande Mario Grazie Trevi. maestro. Io Trevi ho avuto la fortuna è di conoscerlo. Un idolo. Trevi è c'erano grandissimo. gli organizzatori, anzi salutiamo alla famiglia Coniglione, Pippo Coniglione. Sì, ciao Pippo. C'era anche tuo papà, anche, vero? Sì. Prendiamo una telefonata? Sì. Pronto? Pronto Sabrina? Sì, chi sei? Ciao bella, sono Jessica. Ciao Jessica. Come stai? Bene, tu come stai? Bene, bene, grazie. Mi fai ascoltare il suo brano Marito più bello? Certo, lo dedichiamo a tuo marito. La dedico, sì esatto, brava, grazie mille. Va Una bene. buona serata a tutti. Grazie Jessica, un bacio. Ciao, un Ti bacio, accontento ciao. subito. Ecco qua. O marito più bello. Amore di Cuba. Brano che mi ha scritto Gianni Vezzosi, anche lo salutiamo a Gianni. salutiamo, ciao tutta Gianni. la famiglia Vezzosi, un bacio alla moglie, un abbraccio. O marito più bello. Se permetti lo dedico anche a mio marito. Ovviamente. Vado?
Pronto? Pronto? Sì, sono Nuccio di Augusta. Pronto? Sono Nuccio di Augusta. Nuccio? Sì. Ciao Nuccio. Volevo un CD, quello tuo. Sì. Se me lo spedisci a casa. Va bene, sarà fatto. Non me la senti? Già la regia lo sa, c'ha tutti i tuoi nominativi. Lunedì ti arriva. A quello signore. Ok. Quello là. E anche a Franco, quello di Franco. Ah, sì. Ciao. Ciao Nuccio. Ciao Nuccio, ciao. O marito più bella. Vai. Quando è bella masciata con te vicina, ancora sta facciato io sotto cuscina, è più bella ancora se ti stai asciugata, con la cura del caffè che preparate. Chitarrista. Devo salutare anche la Cufatto Record, Massimo anch'io. Gomis e la signora Rosanna. Ti saluto anch'io. Allora Franco, Un altro brano di un altro grandissimo, forse uno dei più grandi mai. Sergio Bruni, No, non sono a quei livelli io. Mario Merola. Perfetto. Ecco.
Questo brano me l'autodedico perché mi piace, dai. Già ho sentito il brano. Te lo qual è? dedico allora. Ok. Tu non sei più niente, ma giuro inutilmente, o me te lascio chiudere. Si cerca scusa gente, che hai ferme non sei tu. Quando più mi va bene, io mi attacco a sto bene, non ti trovo più a me. Si bella solamente, ma dentro cuore niente. E penso ogni momento la suona non sei tu. Passione eterna mia. Passione eterna. Grazie maestro. Passione eterna. Allora Franco, Dimmi. io voglio salutare, rinnovo il saluto perché si sono collegati ora ad Enzo dalla Chiaramonte, dalla Germania. Ciao Enzo. In particolare al ristorante La Caverna in Germania, che In probabilmente, se tutto si calmerà, quest'estate ci andremo. Ok? Sì. Pronto? 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 Sì, pronto, buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Giada. Ciao Giada. Buonasera, complimenti a tutti, siete bravissimi. Grazie. Se è possibile, volevo cantare una canzone da Sabrina. Certo, ovviamente. Fra un mese. Ah, fra un mese, ok. Ti accontento subito. Sì, la volevo Giada. dedicare a mio marito e nel frattempo volevo fare i salutini. Certo. Volevo salutare mio marito Nunzio e gli volevo mandare un grandissimo ti amo. Va bene? Noi ricambiamo con un abbraccio.
Va bene, grazie. Ok. Prego. Buona Ciao, serata un bacio. e grazie. Ciao. Franumese. Un brano che mi ha scritto Francesco D'Aleo. Prima di avere il boom. Lui? Francesco D'Aleo, sai che, no? Sì. E quindi mi ha scritto questo brano a richiesta di molte persone che mi hanno messaggiato su Messenger: perché non scrivi un brano noi donne che c'è il marito fuori. E ha scritto questo brano, a me è piaciuto e quindi l'abbiamo registrato. Ascoltiamolo. Un saluto a Giuseppe Santonocito da parte mia. Ciao Giuseppe. Mi ritrovo a pensare quando stavamo insieme, in la notte più scura, io mi metto paura, chiagno sulle ndoliette, anche tu rinda sta casa, non sai quanta bugia, ai bambini racconto, loro sanno che sei fuori per fatica, sono costretta a nascere una verità che già fa tutti i giorni ti vanno chiamare, forse è meglio già la verità che già fa. Stanno crescendo, stai tranquillo, tutto si aggiusterà, se hai sbagliato l'ha fatto per noi e capiranno. Sono passati 2 anni, non sai quanto mi manca e quanto mi manca, non ci posso fare niente, se io respiro mi manca, tu aspettano, tu mi sai, per tornare a libertà, stringo i denti e prometto che tu non sbagli oggi, ma contento non morza e vale, è importante che ci vogliamo bene, sempre insieme. Guarda, fate, tutti amici sono qua per cartone, ma nessuna chiamata per te, come stai? Come stai? Quando mi manca, ma tu mi sei ancora stiamo insieme, speriamo che passi in fretta, amore vado, l'avvocato mi aspetta. Un presto ritorno a casa a tutti voi. Stop Freeze. Fermi il tuo Benissimo. cuore. Bel brano, bello. Francesco, cosa ci canti ora? Scusate, ma c'ho i pizzini qua. Intanto vediamo se sono telefonate. C'ho i Pronto? pizzini. Pronto? Pronto? Chi parla? È la radio degli amici. Prego, scusate. Pronto, Franco? Chi parla? Lia, sono da Caltanissetta. Ciao, come stai? Bene, ti ho telefonato la settimana scorsa, Sì, ti ricordi? mi ricordo benissimo. Allora, siete bravissime tutte e due, una voce stupenda. Grazie. Come si chiama la Ascoltami, signora? Franco. Lia, mi sembra. Io per me desidero Amore Amaro. Amore amaro. E ora lo facciamo. Ecco. Il classico Poi questa un'altra sera, va. cosa.
Amica mia Antonietta che mi ha chiamato a me perché lei non telefona e vi fa tanti complimenti che siete bravissime e se per favore ci vuoi dedicare un bene mio. Ah, ci sono richieste, un bene mio, amore amaro. È giusto che le dobbiamo accontentare, non li facciamo, giusto? non li facciamo. Fate richieste, chiamate e fate richieste. Poi a Sabrina. Sto qua. Sabrina, sei stupenda. Grazie. Sei bravissima pure tu. Ascoltami, dimmi. per me se puoi farmi ipocrisia. Certo, ti accontento. Va bene? Sì, certo. Dimmi una cosa, Cuore spezzato ce l'hai? Sì. E allora Cuore spezzato che non lo sento da tanti anni. Ti hanno spezzato il cuore? Complimenti e buona trasmissione. Ok. Come ti chiami? Lia sono, da Lia. Ok. Ti ho seguito sempre perché sei stupenda, hai una voce spettacolare. Grazie. Perché se io non mi piacciono come cantano, perché bisogna avere la voce per cantare, non è di tutti. Hai ragione. Va bene, Cantante si vero, nasce, non guarda, si diventa. avete una passione a cantare canzoni, poi lui Franco che le canzoni classiche è favoloso. Grazie, ti ringrazio, buona Lia. trasmissione ragazze, siete stupende. Grazie, ok, grazie, un bacio a tutta Caltanissetta, ciao Lia. Ciao. Belle soddisfazioni, queste sono delle belle dirette veramente. Ok, e allora, visto che ci sono queste richieste, facciamo una delle due, Certo. facciamo Amore amaro. Facciamo intanto Amore amaro, maestro. Amore amaro. Braccia a me, oh ma una volta parlami sulle belle per tutta la vita, sicuro mi fai male, oh capi che non ti voglio perdere per non morire. Amore amaro, quando avrai un vaso mi pugno cuore, come struia bene non può credere. Amore amaro, io non so perché quando sto in braccio a te io mi sento un re e non posso capire quanto bello tu sei quando fai soffrire. Amore amaro, fai con te amare più fuori d'amore, dammi una goccia mele se mi vuoi uccidere.
in braccio a te io mi sento un re e non posso capire quanto bello tu sei quando fai soffrire. Amore amaro, fai con te amare più fuori d'amore, dammi una goccia bene se mi vuoi amore amaro, amore amaro. Grazie, dedicato a Lia, tutta Cattanissetta. No, Mauro. Grazie maestro. Allora io voglio fare dei saluti, mi è arrivato un bigliettino. Francesco Messina, Carmen Edenza e Laura. Un bacio da parte mia. Carmen ogni volta mi dedica canzoni che io non me le ricordo, mi fa richieste, no? Com'è? Lei piace un brano che di Gigi Finizio, Amico mio. Amico mio. Intanto è un duetto. Andrebbe Vabbè, è cantato un anche duetto in due. perché non è io un duetto, l'hanno Sì, ma fatto ora un andrebbe cantato duetto, anche in però due. la canzone è riferito a Gigi Finizio Sì. che l'ha scritto per Nino D'Angelo. Pennino d'Angelo? Certo. Pronto? Dai, metti sopra. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Mi senti? Sì, come ti chiami? Sara. Sara. Ciao Sara. Ciao. Io volevo fare dei salutini. Volevo dare la buonanotte a mio marito, Sì. Barbato Dario, con un grosso bacio e un ti amo speciale. E se gli potevi dedicare una canzone tua. Va bene. Ti dedico Una la piccola mia prossima. cognata. Sì, ok. Va bene? Ciao amore, buonanotte. Ciao ciao. Buonanotte. Maestro, improvvisiamo per un pezzettino, amico mio. Carme lo dedica ad Enza e in particolare lo dedica a Laura, che 4 giorni fa ha compiuto gli anni. Udine ancora che lo pianoforte esce da notte prima da dormire. Una creatura cominciamo ancora, già cercava musica. Maestro Caloggi. Ti cuccavi in mezzo a quante note, fatte una canzone che sapevi tu. E sto concerto è diventato suono, capo tu suonava. E sono cresciuto dentro la casa tua, stufa delle voci di più gioventù. Mi canta una canzone e raccoglie applausi. Non si merato sotto la tastiera, chi c'era da voce faceva cantare. E quando volte inizia a stare ricchezza, non cerchiamo ancora che la povertà. Amico mio, è dedicata a te che sta canzone mia, a te che tu cantavi, mia zia frate mia, a te che infonda cuore tinta nostalgia, ma paraiera, amico mio, e canterà da notte miezza fantasia, girando magazzini, baccattano giro, fumando sigarette, arredano al bar, ma paraiera, resciano fa.
Ecco qua. Brava. Questo è un brano molto difficile, l'avevo confuso, per questo ho detto è un duetto, pensavo a un altro brano, adesso che l'hai cantato l'ho ricordato, non lo conosco, non lo so cantare, comunque è molto difficile, No. perché Gigi D'Alessio, Gigi Finizio, scusami, ha un modo di cantare che Sì. solo chi è nel settore capisce cosa sta facendo, prende tonalità altissime e non è infatti. facile cantare. Come Galletta, d'altronde. Come Galletta. Ci sono telefonate, pronto? Pronto? Mary dice sempre, ci sono sempre telefonate. Meglio così, no? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sì, ciao, sono Vito Cunzolo. Vito? Sì, Vito. Sì, ciao Dove Vito. chiami, Vito? Da dove chiami? Vi volevo fare i complimenti intanto a Sabina e a te Franco. Grazie. Grazie. Ora ho ascoltato la tua canzone Sabina, questo amico mio sei bravissimo, veramente. Magari Eremia a quest'ora è i piccioli. No, lo so che non è tua, però l'ho come l'ho ascoltata cantata, come l'ho interpretata. Sì, come l'hai cantata, sì. Sai, le canzoni volevo- vengono così, improvvisate, vengono più belle, perché di solito quando faccio serate, il maestro mi può dare ragione, lo faccio impazzire perché mai faccio la scaletta. Perché arrivo, quello che il pubblico, vero Francesco? Qui c'è Francesco anche. Ma il maestro è un jukebox. Ma lui è bravo, ma lui è un snappinudo. Se ne è venuto. Se la penso, invece di chi sto facendo chi? Allora Vito. Volevo fare saluti a tutta la mia famiglia, la Sì. famiglia Cunzo, la famiglia Capire. Sì? Poi volevo salutare la mia bellissima Chetti. Sì? E poi se tutti gli amici lontani da casa, Melo Cambiamo. Ci Salamidro, associamo. Peppe Pastura, Sì? Carmelo Bonaventura, tutti gli amici che mi ascoltano in questo momento. Poi voglio mandare un saluto a tutti voi. Grazie, noi ricambiamo a te tutta la tua splendida famiglia. Sì, e poi se mi potevate dedicare un brano a piacere vostro, però dal vivo. Perché, Spara una canzone che ti piace. Un brano di Michael Jackson. La giacca ce l'ho. No, un brano di Franco Colonna, Aria Andiamo pulita. insieme, La la conosci? lo sai che non si può pulita. cantare, Posso magari la possiamo cantare assieme, però la voce femminile e maschile, come il maestro mi insegna, non si può fare, tranne che il maestro Calogero non c'è niente che lui non può fare. Può fare di tutto. Poi vediamo. Scusa Franco, una canzone Franco in duetto che potete fare tutte e due? Un duetto che possiamo fare assieme? Ora dopo mi faccio aiutare in un brano, non gliel'ho detto, è una cosa che gli chiederò strada facendo. Oddio Devo mio. fare un brano Mi devo preoccupare, già con che una voce femminile, perciò Sabrina mi aiuterà in questo. se sempre la so, Ok. La sai di sicuro. la cantiamo ugualmente, non c'è problema. Ciao Vito. Ciao. Ok, ciao, Un abbraccio. ciao a tutti, grazie, siete bravissimi, grazie. Grazie a te. Grazie. Allora, questa sera è una puntata diciamo diversa, giusto? C'è il maestro, facciamo travagliare. Il maestro c'è sempre quando ci siamo noi. Però stasera è un po' diversa perché è quasi tutto dal vivo e la Tutto gente dal di vivo, casa infatti. dovrebbe sapere e dovrebbe capire che quando si fanno le cose dal vivo senza nessuna preparazione, senza registrazione, è bello per questo, perché possono nascere all'improvviso delle Non cose. ricordo una parola, io una soffro di suda amnesia. a pecce cauro. Io soffro di amnesia ultimamente. Ora me lo levo la giacca. Levo la giacca, Ti trovo ti bene. trovo meglio. Ti ricordi? Un'altra, come no? Brano, Un'altra telefonata, pronto? Pronto? La regia. Buonasera. Buonasera. Pronto? 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 Questo è il mio posto?
mentre racconto tutte pene sue e non si accorge che faccio così, mentre si parla tremendo con macchie. Forse c'è giù sbagliata la coppia mia. O bene mio se lei mi fa sapere, o bene mio non si poteva dire una parola, sono capo di ripetuto e fa carriera. Fa la vita da signora, guarda mentre crescevo in mezzo alla io me l'accarezzavo con pensiero, a chi la guardava più amico bene. Ma che ho pensato che so credere a una donna se giorno tengo a che vedere con questi lacrime, questi che sopranate e non pompe. Arriva 10 anni che sta vita mia per tornare a radunare insieme a te. Forse c'è giù sbagliato la coppia mia. O bene mio se lei mi fa sapere, o bene mio ci volevo dire una parola, cerca per me tutte cagatiere e fate fare la vita da signora. Guardava mentre crescevo in mezzo alla io me l'accarezzavo con pensiero, a chi la guardava più amico bene. Ma che ho pensato chi so credere a una donna sto giorno s'arruggato, sto giorno s'arruggato, sto giorno s'arruggato. Mauro, bellissima canzone, bellissima interpretazione. Complimenti Franco. Voglio salutare i miei figli. Ti saluto Dice, anch'io. mamma non mi saluti mai, tu ti saluti ma non mi saluti mai. A mia figlia Yolanda, a Lorenzo, i piccolini, a mio figlio Giuseppe e la moglie, un bacio, Rebecca. Ok, pronto? Pronto? Sì, pronto? Buonasera.
Buonasera. Pronto, buonasera, sono Antonio Scorsone. Antonio, da dove ci chiami? Da Favara. Da Favara. Ciao Favara. Antonio da Favara. Ah, tu stai a Favara? Vicino a Agrigento, in provincia Ehi. di Agrigento. Ci seguono da tutta la Sicilia. Agrigento. Provincia di Agrigento. Antonio, ascolta per telefono, se no non senti quello che diciamo. Ascolta un po' il telefono. Prendi il telefono. Ci senti? Il Favara è tempo che A posto. arriva, no? C'è strada, no? Dimmi Antonio, intanto come stai? Spero state bene. Io bene. Ci fa piacere. Sì. Vuoi fare dei saluti? Io voglio parlare con la signora. Qua, la signora Sì, ti sente. sono qua. Che non la conosco. Però io ho 4 anni che parlo sempre con la bella TV, radio TV e tutte le cose. E ora mi conosci? Piacere, sono Sabrina. La signora È una Sabrina. brava persona, e la vedo bella splendente. Deve essere splendida, Sabrina. splendente sempre. Sabrina, mi fa piacere che hai un bel programma. Il programma è E di mi dici Franco. Anche tu. Anche io, e di Francesco. Bellissima. E anche di Francesco Zerbo, che trio. salutiamo con un bacione a Francesco. L'importante è che ci Sabrina, segui sempre me la- giovedì. Dimmi, Me la puoi dedicare una canzone? quale? Il tempo Una che canzone a arrivi. piacere tuo. Ti dedico la prossima. Ipocrisia, che me l'hanno richiesta, accontentiamo anche la signora. Mi ricordo il nome. Mary, tu prendi appunti. Questa volevo io. Va bene, va bene. Visto, lo immaginavo. Va bene Antonio, è un brano molto molto importante. Ciao Antonio, ciao a Un tutta Favara. bacio. Ciao. Ciao. Salutami l'amico. L'amico. Ciao. Bellissimo. Ciao Antonio. Franco Voglio Accardi. bene. Ciao, grazie Antonio. Allora, andiamo maestro con ipocrisia. Rivederti con l'altra donna che ti vive accanto mi lascia indifferente. Ora che fra noi due non c'è più niente. Carmen? Ora che il nostro ieri altro non è. Elsa. Che un foglio ingiallito dal tempo. Ipocrisia. Gettare l'acqua e avere tanta sete.
ora c'è un problema. Il finale lo facciamo alto o basso? Alto? Io sto morendo. È venuta così. Brava, sì. Pronto? Ci sono telefonate? Pronto? Vediamo. Ma ne ha chiamato nessuno di Palermo. Pronto? Ah sì, prima? Sei pronto? Uè. Sono Attilio. Attilio. Sì, da Gela. Da Gela. Ciao. Attilio. Siete meravigliose quando cantate. Grazie. Allora. Sembri barrese però. Sembri barrese. Allora, volevo ascoltare. Sì? La canzone di Franco Stacco. No, Aria Pulita, vabbè, quello poi ora te la canta Franco Stacco la canta. No, quello è Franco Calone. No, Franco Stacco, la canzone di Franco Stacco. Cosa vuoi di più? Io non la saccio, tu la sai? Non la sapevo. No, lui se la sa. Franco, io non lo so, ma tu la devi sapere però, non lo so, posso sapere tutto. le persone chiamano, tu. Ne facciamo un'altra e te la dedichiamo, va bene? Cosa vuoi di più? E allora facciamo così. Un brano di Gianni Celeste a piacere. Sì, Gianni Celeste. Ok, facciamo anche Gianni Celeste, facciamo anche altri cantanti. Mica siamo jukebox qua. Allora, richieste solo classici, giusto? Poi ci sono canzoni nostre. Possiamo andare avanti con le telefonate oppure cantiamo francese? Cantiamo, stavolta canto con una base, invece che mi accompagni il maestro. Così si riposa Calogero. Un'ultima telefonata? Pronto? Pronto? Buonasera, mi chiamo Emily. Ciao, da dove chiami? Da Porto Empedocle. Da Porto Empedocle. Agrigento. Ciao, come stai? Tutto a posto? Sì. Dici tutto, ti ascoltiamo. Vorrei fare un saluto a mio papà. Saluta tuo papà, bene. Salutiamolo, dai. Ciao papà. Come si chiama? Giovanni Carbone. Giovanni Carbone? Verdone? Sì. Ok, lo salutiamo anche noi. Papà. Ciao, che ciao. carina. Ciao tesoro, il tuo papà ti sta ascoltando. Ciao. Possiamo dedicare una canzone? Certo. Quale? Daniele De Martino. Sì. E Cammintarra. Allora, questo è il programma Bella Radio. E poi domani mattina con Francesco, Antonella, poi c'è Mary, potete fare tutte le richieste che volete. Non l'avevamo a dire noi altri facili dedichi, vedete? Però Va bene. Va bene, ciao, Ciao salutiamo tesoro. il tuo papà con un bacione, ciao. Un bacio, ciao ciao ciao. Ok, adesso facciamo un brano di Merola. Ho una base, non mi accompagna il maestro purtroppo in questa base, che dedico a mio padre. Quando fornisce l'amore tiene paura campare azienda amore dentro cuore volesse affonnare si potesse tornare insieme a te fantasia che bugie ma che pazzia e tornare
mo pallone meno mare che non tiene fondo oh ma te si potesse tornare insieme a te io facessi un patto con voi mi mettessi a pazzia con te poi non torna a morire torna sa pazzia in desuono e torna sa sbagliando pallone meno mare che non viene fumo oh ma te se potessi tornare insieme a te io facessi un patto con voi mi mettessi a pazzia con te poi non torna a morire poi non torna a morire ah se potesse tornare insieme a te Mario non so Merola. che dire, veramente bravo. È un brano che mi piace tantissimo. Allora, noi siamo qua, loro sono là. E comandano loro. Rimanete qua perché c'è la pubblicità. A dopo. Cerca Bella TV ed iscriviti al nostro canale ufficiale. Restate sempre aggiornati. Ogni giorno a qualunque ora. I nostri programmi. Cerca Bella TV. Interviste esclusive. Delle nostre interviste. Concerti live. Ed altro ancora. Ed altro ancora. Tutto all'interno del nostro canale YouTube. Tutto. Bella TV, cercaci ed iscriviti. Visto che abbiamo qua anche le persone con i cartelloni, lo possiamo fare vedere? Grazie Francesco. Vedi che c'è scritto. Lui è un mio amico. Vieni qua, vieni. Non ti mettere scuorna, vieni. Mettiti qua, girati, così ti inquadrano. Lui è un mio amico. Guarda gli amici, siamo amici su Facebook. Mi ha chiesto diverse volte se l'avrei potuto portare qua in radio. Io ho promesso che l'avrei fatto appena c'era la possibilità. E stasera ho voluto fargli questo regalo. Francesco è un ragazzo molto dolce, molto semplice, educato. Per questo lo voglio bene. Mi ha fatto un regalo che è questo. Bellissimo. Aspetta, facciamolo vedere, vediamo, forse si vede. A Francesco Accardi con tanto affetto, sei un grande artista, un grande amico, dal tuo caro fan Francesco Verde. Sì, è il suo nome e cognome. Ok Francesco, grazie tante. Ora ti accomodi, ti metti qua a goderti lo spettacolo. Sabrina canterà, ti puoi accomodare. Allora, prossimo brano, andiamo con le richieste, giusto? Lo voglio dedicare, questo brano, a Orazio Lima. Zio Orazio Lima. Buonasera zio Orazio. Ad Eugenio Mascali. Cosa? No, il maestro. E a tutti quelli che piace questa canzone. Lorenzo! E oggi canta la montagna, ma come se lagna, ma come se lagna, ma come se lagna. Che ne può fuoco rinde vena, e mo vi va bene, mo vi va bene, mo vi va bene. Che ne venga bene.
Vesuvio. Brava, bravissima. C'è qualche telefonata? C'è qualcuno alla regia che può passare le chiamate? Pronto? 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 Sì, con chi abbiamo il piacere di parlare? Sì, sono Carmelo da Gela. Come? Carmelo. Sono Carmelo da Gela. Gela, oggi Gela Sì. presente? Sì, allora quello di Franco Stacco. Sì, è titolato come non te lo... Ah, cosa vuoi di più? Quale? Oh, quello di Franco Stacco, cosa vuoi di più? È titolato... Ti racconto un po' io, mettimi su che... Sì, va bene, ora te la cantiamo dopo, ce la cantiamo dopo, ok? Okay. Un saluto, ciao! Ciao, ciao, Grazie, ciao. Un bacio. Allora Franco, cosa ci canti? Sì? Scusate, stavo parlando con Sabrina, come se eravamo in un salotto. Pronto? Buonasera. Sì, da dove Buonasera. chiami? Sono Rosario da Palermo. Ah, visto, Palermo. ho detto Palermo e si è presentata Palermo. Adesso è contenta Sabrina. Dimmi, come ti chiami? Franco, ciao. Franco? Ascoltate, sì, Franco, anche questo è lo stesso, Franco, me la canta Franco questa canzone. Quale? Perché canta belle canzoni di questi di Mario Menola, per questo, che va bene. E quale sarebbe il brano? La valigia. Ah, o treno Rosola. O treno da solo. È un treno da solo. Va bene, ora dopo vediamo se riusciamo a farlo. Sabrina. Sì. Manda anche un saluto a mio figlio Giovanni, una buonanotte ai suoi compagni, va bene? Un grandissimo bacione a mio figlio che ha fatto il compleanno oggi. Ok, auguri. Giuseppe. Un bacio, ciao Giovanni. A Giuseppe. Ok, Grazie, una Giuseppe, buona ciao. serata, ci sentiamo. Un saluto a Giuseppe anche, ciao. Giuseppe ha fatto il compleanno oggi. Sì, auguri tesoro. Va bene. Mi fate ascoltare il treno del sole? Ora vediamo, dopo vediamo. Va bene, Franco, se no non c'è un'altra canzone a piacere tuo. Ora Che un'altra me di la Mario fai Menola a me. la canteremo sicuramente. Va bene. Ciao ciao. Ciao, ciao. Benissimo, cantiamo un brano. Quale? Quello che ho detto prima, maestro. Giovino. La sai questa? Giovino, sì, la so. Giovino ti è piaciuta giurare. Prima ti ho chiesto un brano, mi ha detto sì, l'avevamo già fatto, ma avuto il numero. Allora, pronto? Prendiamo il tempo che si mettono d'accordo. Buonasera, guardi, io telefono da Buonasera. Trapani. Volevo Trapani? dedicare una canzone, Sì? se me la possono cantare. Quale? Quella di Sergio Bruni, il maestro della canzone napoletana. Sergio Bruni. Aspetta un attimo. Ti abbasso il televisore. Però Sergio Bruni c'ha più di 1000 canzoni, giusto? Volevo sempre Sambresse. La canzone possiamo metterla a scrivermi. Scrivimi. Tu lo sai? Fammi sentire se io vero Scrivimi, fammi sapere se io vero. dimmi se una teggiata passata. Pensaci, se sto volendo mi può dare. Io sono contento e mi piglia, perché felice ti può fare. Ok, ciao. Bravo, bravo. Grazie, sei grande. Ciao. Sei grande. Visto che c'ho Ambressa, con la canzone. Ma questo ho detto prima, siccome nascono così poi le cose. Vai, Franco. Io volevo fare un brano che voglio dedicare a mia suocera. È un brano che ho cantato pochissime volte, con tanto amore. Bello. C'è un, Io lo dedico alla mia mamma che è in ascolto, ai miei fratelli, alle mie sorelle. qua c'è una voce femminile che tu probabilmente conoscerai la Ah, telefonata. sì, ok? sì, sì.
Sì, Che la facciamo insieme. Tu vedi come fa sta fantasia, sentendo il radio libero cantare, annanzi al bocca della Maria, una compagna di tanto tempo fa. Pronto? Parlo con Radio Bella. Sì. Vorrei fare una dedica. Dici, a chi volete dedicare? Ad una persona cara. Ad un amico. Ma scende da voi. La canzone che ci sta. Con tanto amore, questa canzone taccia dedicare. Con tanto amore, questa canzone torna ad abbracciare. Oh, tempo passa e stanno bene dei ricordi, quando i ricordi fanno rose tutte suoni. Chissà, oh, tempo passa, chissà, non sei felice alle trovato per amore, sì ma l'amore è incatenato chi sti cuore, chissà, con tanto amore, che sta canzone faccia dedicare. Con tanto amore, questa canzone torna a te abbracciare. Oh, tempo passa e stanno bene dei ricordi, quando i ricordi fanno rose tutte suoni. Oh, tempo passa, chissà, non sei felice mai trovato per amore, sì ma l'amore è incatenato chi sti cuore, chissà, con tanto amore, che sta canzone taccia dedicare. Con tanto amore, questa canzone torna a te abbracciare. Grazie. Grande Tonia Starita. Grande Tonia Questo Mario Abbati forse. Mario Abate, poi ne ha fatto un Mario sacco di Abate, persone, sì. Tonia Mario Abate, Starita e tanti altri. Pronto? Mi passate in diretta? Sì, è in diretta. Pronto? Buonasera. Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, innanzitutto voglio salutare a tutte e due e anche a Francesco. Sì. Grazie. È lì Francesco? Sì, qua sono, prego, dica. Un bacione Francesco, io sono la moglie di Gino, ti ricorda una polemia che ti telefonava a mio marito? Ma forse tu parli
pensi di parlare con Francesco Zerbo, non è stasera qua in trasmissione. Ah, questo. E allora scusami. No, allora voglio fare i complimenti a Riccardi. Grazie. Accardi mi chiamo io, Accardi, Mi grazie. potete salutare alla signora che è molto brava. Sabrina è bravissima. Grazie. Sì, bravissima. Signora, siete, giusto. Siete favolosi tutte e due, Grazie. veramente grande, Grazie. perché state cantando le canzoni degli altri, però Grazie. li cantate molto bene. Da dove Grazie. ci chiami? Scusami, da dove ci stai chiamando? Io chiamo da Caltanissetta, sono Antonietta da Caltanissetta. Caltanissetta, quella Ok. che lì ha chiesto il brano per me. Di Sì, ok. Caltanissetta, Sì. Caltanissetta. Ha chiamato prima mia. Lia, scusami, ha dedicato O bene mio, mi sembra. Sì, lui ha telefonato e vi ha chiesto un brano per me. Sì, l'abbiamo cantato O bene Allora, mio. scusatemi, voglio dare un saluto anche al maestro. Maestro no? Calogero. Maestro Perché Tuccio Calogero entrano che e non lo ringrazia. saluta nessuno, perché anche lui è bravo a suonare. È bravo, è il numero uno. Aspetta Un che ti saluto facciamo anche sentire per la voce lui. del maestro Calogero, che è raro che il maestro. Veramente, siete tutte e tre bravissimi. Buonasera, Lia. Allora, scusatemi, voglio fare due saluti. Antonietta? Antonietta. Antonietta, buonasera. Antonietta, Pronto? Sì, la salute del maestro. E io lo ringrazio. Buonasera e buone cose. ok, buonasera. Antonietta, Buonasera. ciao. Ciao. Ascoltatemi, voglio dare un bacione all'amica Lia. Ok. E poi per un questo siamo bacione confusi. a Melena, alla figlia, suo marito e il figlio. Perché Va bene. sono una Va Vi bene. sto, un applauso alla Va bene. regia. Si stanno ubriando, dai. E allora ragazzi, io Franco Riccardi lo conosco di quando era giovane. Va bene. Va bene, Antonietta, ciao, buona Un serata. bacio Antonietta, ciao, Sì. ciao. E allora per il brano ci pensate voi, va Va bene? bene, va bene. Ok. Uno, tu come si chiama la ragazza? Va bene. Va bene. Ciao. Ciao. Allora, vuoi cantare o treno da solo? Tu la devi cantare. Un La devo cantare pezzettino. io? La cantiamo insieme, magari. Io non la so purtroppo questo Facciamo brano. prima strofa e poi fa seconda strofa lui? Come tonalità? Vai. E chi era che l'ha richiesto? Mary? Era Giovanni da Palermo, forse. Ah, Rosario da Palermo. Io lo voglio dedicare al mio genero, perché il giorno 12 deve andare via. Ok. Parte in Germania per lavoro. Perciò Lorenzo, io ti dedico questa canzone con tanto affetto e non ti preoccupare, tutto cose si aggiustano. Una valigia, un biglietto e poi cerca fortuna a nata città, mentre chiagna chi sto cuore o treno corre non ha pietà, o treno corre non ha pietà. Ah, chi sto treno va, ma pare già non segue, che sto lontana mamma. Ah, chi sto treno perché non si è fermata a Napoli, non si è fermata a Napoli. Oh, chiamala così, treno sole, ma che si trenerà malinconia, a tu si aspetta qualche galleria, per asciuttare la lacrime scura. Vai Franco, è tua. Non si è fermato mai. Ah, chi sto treno perché non si è fermato mai.
زفرنا الله Odore lo so. Isa. A Dubai. A Torino. O in Germania. Buona fortuna. Buona fortuna pure a tu. Corre via. Bella questa cosa improvvisata, bella, 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 bella. Allora, pronto? Buonasera. Stiamo facendo un programma alla napoletana. Così le fanno a Napoli? Certo. Sì, non lo sapevo. Sì, non so che vogliamo alla napoletana, volevo parlare con Franco Ecco Franco. Sì, salve, chi parla? Pronto, ciao Franco, sono Carmelo da Grotte, dalla provincia di Agrigento. Ciao. Se possibile mi potresti far ascoltare un brano di Tony Bruni, Carrettino Siciliano? Mamma mia, allora, ti dico questo, non conosco il brano, non lo conosco, è un brano difficilissimo so da cantare, ma io non lo conosco. Mi dispiace. Però ti prometto una cosa, ascolta la puntata, la prossima settimana farò un brano di Tony Bruni, che è Lettere bruciate, non sono preparato, la prossima settimana lo faremo, va bene? Il Vesuvio neanche lo sai. Il Vesuvio l'ha fatto ora Sabrina. Non puoi cantare, questo non era il Vesuvio. Facciamo altri brani, dai. Ora faccio un brano di Mario Merlo invece. Ascolta, allora, faccio i miei saluti allora, no? Sì. Saluto a voi e a tutto lo staff, al maestro Calogero, a mio figlio Calogero, ok, alla scuderia di Nobile Giuseppe di Agrigento, al responsabile Calogero Miliotti e a tutti i miei amici. Va bene, li salutiamo anche noi con un forte abbraccio. Mi raccomando, seguiteci tutti i giovedì. Ok? Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Aspetta. Sì, ciao, ciao. Volevo dire una cosa, Sabrina. Faccio un grosso augurio a tutte le Agate, perché nei giorni di Sant'Agata non può mancare. Esatto. Ma in particolare ad Agata Mirabella, la figlia di Francesco, che è una carissima mia amica, che la conosco benissimo. Ciao Agata, auguroni. E lo dedico a mia sorella Agata. Un saluto anche a Giusy e a Marzia Pino. Un bacio. Pronto? Sabrina, volevo una canzone quella tua. Ma chi sei? Nuccio. Ah, Nuccio, ok. Nuccio, ora la cantiamo, Nuccio. Te la dedico dopo, va bene Nuccio? Una canzone quella tua e quella tua. Sì, sì, ok. Ciao. Ciao, un abbraccio Nuccio, ciao, ciao. Mettiamo Ragione del sentimento, un brano che non mi posso scuorlare da dosso. Ma ti sta bene? Mi sta È un bene a vestito pelle, è un adatto vestito che mi hanno messo un paio di anni fa, quando ho inciso il mio primo cassetta, prima c'era la cassetta. Pronto? Ho inciso il mio primo cassetta, prima c'era la cassetta. Pronto? Sì, in diretta? Sì. Sì, sì. Ti stiamo sentendo. Sì, pronto? Pronto? Sì. Sì. Chi parla? Qua siamo. Stiamo sentendo. Pronto, chi sei? Mi sentite? Devi ascoltare e parlare tramite cornetta telefonica. Ho capito. Scusami se non so parlare in italiano, però... Non ti preoccupare, parla come difficile Tomacci. No, facciamo una cosa, parliamo tutte e due catanese, in siciliano. Dimmi. Nuccio, chi boy? Come si chiama? Pronto? C'è? Ci siamo? Forse è caduta? Sì, volevo... Va bene. Volevo dedicare una canzone. Mettiamo il brano così lo cantiamo. Già. Sì. Ci siamo? Ah, ancora in linea? Pronto? Pronto? Sì. Benissimo. Sì. Io sono Orazio, tu chi sei? Sabrina io sono. Sei in diretta? È caduta? Ok. Va bene. Ritenta. Sarai più fortunata. Quello che vuoi, Johnny. Ragione e sentimento, una cover di Maria Nazionale. La grandissima Maria.
gliene nata volta, ma perché non è lassata? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata. Quante volte tu aspetti ma non dormi manca notte. Non ti accorgi che ti metti come fosse un cappotto. Tagli tutte essere liette quanti corna che ti ha fatta. Che sta male se ne fotte, non ho vita che ti ha fatta. Gli arroganti e prepotenti, che l'infame non mi niente. Chi le sordo non ne sente, non ne tiene sentimento. Io quest'uomo lo amo. Pure gli occhi sei pigliati, picchi stucchi sei accicati. E non mi sento dove. Mani e piede attaccate, stai campane incatenate. Tutta me stessa lo amo. Puramente ti distrutto, non lo tieno cuore in piedi. Eppure l'essenza da vita. Come fosse scivolata, roce da lanciata. Terribilmente lo amo. Sempre da televisione, ti trascuro con pallone. E fuoco da me fa morte. O da piccimo dietto come fosse sigaretta. Tanto dovere io l'amo. Quante sere ti aspettate, quante bar ti ha girato. E non voglio studiare. Ma perché ci tiene ancora, perché stuomo è senza cora. Perché? Scema, da spiega la sa. Chi là è tutta infamità. Guardiamo stato che la là. Dopo ti torna a consolare. Bene, fa amore se ne va. Corre perché bene che fa. Esce e perdo fiato t'ho chiamato. Ha studiato tutto in luce, s'ha rubato segni e croce. Quando parla non ti sente, non ti fanno complimenti. Non ti portano un regalo perché è troppo materiale. Non spiragli non vogliono, i pezzi ma scalzone. Tu stai sempre trascurato, io stai sempre increvettato. E non mi sento dove. Non vuoi sentire ragione, si nasce ma non si può. Metti troppi sentimenti ma non ti rimane niente. E non voglio studiare. Ogni cosa fa una guerra e ti porta sottoterra. Perché? Scema, che spiega la sa. Chi là è tutta infamità. Guardiamo stato che la là. Dopo ti torna a consolare. Bene, fa amore se ne va. Corre perché bene che fa. Esce e perdo fiato t'ho chiamato. Stai chiamando nata volta, ma perché non è lassato? Tu sei scemo, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quante volte tu ti aspetti ma non dormi manca notte. Non ti accorgi che ti metti come fosse un cappotto. Cagli tutte essere liette quanti corna che ti ha fatta. Che sta male se ne fotte, non ho vita che ti ha fatta. Ecco qua. Brava Sabrina. Telefonata? Vediamo se ci sono Pronto? telefonate. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Senta, vorrei fare 4 saluti a mio figlio e degli amici. Ok. Allora, saluto a mio figlio. Come ti che è chiami? Sebastiano Antonio, sto chiamando da Trapani. Antonio, da Sì, Trapani. sto chiamando da Trapani e voglio salutare a mio figlio Sebastiano Limandri, poi all'amico Tonino Benedati e Alessio Livorsi. Ok. E poi un mio genero Mario Stellato. Lo salutiamo anche noi. E anche a voi che siete un grandissimo staff. Va bene, grazie. Grazie. Grazie mille, vi ringrazio moltissimo. Grazie a te che hai chiamato, un bacio. Ciao ciao. Un bacione a te, ciao. Ciao. Ok, allora,
Pronto? 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 Hello? Pronto? Pronto? Il centralinista non è dei più attivi. Pronto? Pronto? Sì. Sì. Come ti chiami? Con chi abbiamo il piacere di parlare? È Bella Radio? Sì. Sì, è Raffaele di Belpasso. Raffaele di? Belpasso. Belpasso. Ecco. Volevo ascoltare la canzone O Pascià di Sabrina. Ora te la prossima che canto te la... Francesco Verde. Come? E la dedico a Francesco Verde, un vostro ospite. Ah sì, qua è in sala Francesco. Ah, sei un pasciato. Ah, mi è venuta questa impressione come ti ho visto, sai? Ah, così. Ok, grazie, ciao. Sì, buonasera, grazie. Ciao. Grazie. Ok, facciamo un brano. Sonny, mi mandi la base per favore? Un brano di Mario Merlo o Paurello? Salutiamo la famiglia Camelia e zio Jack. Ciao zio Jack. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Esther, da Porto Empedocle. Pronto? Sì, come ti chiami? Esther. Esther. Volevo fare un saluto a mio fratello. Sì. In Cannapopolo. Sì. E al suo compagno. Va bene. Da Porto... Sì, ok, Esther, va bene. Un bacio e una buonanotte. Ok, noi la famiglia lo saluta. Ricambiamo. Va bene? Ciao, buonanotte. Ciao Grazie, Esther, un bacio. arrivederci. Ciao. Vai. Non ne guardasti mai, sono storto da fatica, non ho guardato vestito, e via che assaggia già, ma guarda che stillato, so che le nanna fa. Vestuta puriella e tu brillante oro non mi conosci più, non mi conosci più, mi fatto solo chiacchiere e sto chiacchierando ancora, ma non fa niente a Cino, la morte è bella per un puriello come me. Da sto malo sonno tu mi cercava via e io ti cercavo bene, oh ma carità, ma è carità se scorda, non bene non bene. Mi fatto solo chiacchiere e sto chiacchiere
che non ti devo guardare quando canto. Franco sta scipando di fila. Meno male ho fatto una settimana di Bendalan. Pronto? Salve, buonasera. Sono Matteo da Palermo. Volevo fare una dedica. Sì. Era possibile? Sì. Sì. Pronto? Sì, ti stiamo ascoltando. Ah sì, buonasera. Allora, sono Matteo Chiaramonte da Palermo. Sì. Volevo fare una dedica a tutti gli amici di Caltagirone. Sì. E in particolare a mio cugino Eros, con un bacione e un presto ritorno a casa. Ok, già l'hai fatto, ok? Ciao. Ciao. Ok, buonasera. Ciao. Saluto a tutta Palermo. Salve, forza Palermo e forza Catania. Brava. Grazie, finalmente. Finalmente, grazie. Palermo è una pallina, quanta felicità. Io per visio veri, amore sanno fa. Ok, allora mi hanno richiesto Pascià. Pascià. Dopo la telefonata. Pronto? Pronto? Salve, pronto? Sì, pronto? Pronto? Chi Volevo parla? ascoltare se era possibile la canzone, quella che poc'anzi ha accennato, di Pino Marchese, mi pare che si chiama. Sei palermitano, vero? Sì, sono palermitano. Perché ho Come accennato sentito? Palermo è una pallina. Ma cosa ha detto? Quale canzone voleva Questa è io Palermo è non una la pallina conosco. di Sì, Pino Palermo. Marchese, mi sembra, vero? Sì, Pino Marchese, sì. Chi hai un jukebox e pecci di vetro? Modestamente. Allora, io so queste due parole solo, non la so, mi dispiace. Io nemmeno. La facciamo cantare di Francesco Spartà, se l'impara poi giovedì la canta. Mi ha detto che Va la bene, canta, così mi va ha bene. detto, vero? Ha detto così. Va bene, Va ciao. bene, va bene. Ciao. Va bene, Facciamo va bene, soltanto ti un ringrazio. ciao. Un altro brano, Ti ti ringrazio. accontentiamo con un altro brano, dai. Ok. Pronto? C'è che altra telefonata? Pronto? Guarda che sembra Sambressa. Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Sì, noi siamo pronti. Pronto? Pronto, io sono buona da pedalino. Viaggio, pronto? Sì, dimmi. Dici. Digli. Devi ascoltare tramite il telefono. Sì. Perché così se tu ascolti tramite la televisione arriverà fra un'oretta. No, non ti preoccupare. Comunque volevo ascoltare una canzone di Mario Merola. Questo parlo con Franco. Abbiamo fatte 3-4 ore, dopo vediamo. Ti canterà Chiamate Guapparia. Ti canterà Guapparia. Chiamate Napoli la farà Sabrina 081. Canzone maschile. Chiamate Napoli 081. Chiamata Napoli 081. Pronto, Nanni, ma sente, so Ora la Franco facciamo, va Cardi. bene, ora la facciamo. Ora la fa. Ora te la faccio, va bene? Ciao, grazie, ciao. Un bacio. Grazie, ciao. Ok, adesso cantiamo Pascià. Chi la vogliamo dedicare, Pascià? A Francesco Dedichiamo a Verde. Franco Spartà, a Sonny. A Francesco Verdi, a Sonny. A Son, a Francesco Mirabella. Vai. Pascià, oh mamma, è più bella sei tu, arricchina dove c'è chi te papà, a così fa impazzire tutte le femmine in Napoli. Oh Pascià, tieni là, indovi che non re, che vuoi fare carte tre, tutte tre mani e poi Marcia se ne va, camminando per Napoli. Come bello Pascià, chi so morta, chi
si è fatto fregare come chiusce me Napoli. Stava stando pasciato senza murmuria tutto sti guaglione. Come bello papà tarantella là. Salutiamo pasciato si è fatto in testa e non voglio un cella. Tu riceva mamma sta d'accordo occhi e più furbe te. Stava stando pasciato fa sospira tutto sti guaglione. Come bello pasciato chi so portata, chi so dire là. Salutiamo pasciato c'è la mia papà che sta canzoncella. State d'accordo pasciato sapete s'incontra che più furbe te. Dimmi. O Pascià. Il brano dice tutto, cioè quindi. Ok, facciamo il brano che ci hanno richiesto da Palermo, mi sembra. Era da Palermo? Il brano di Mario Merola. Pronto? Nanni mi sento. Sono Salvatore. Oggi ho telefonato. Stavo in pensiero. Voglio sapere i guaglioni. E i guaglioni stanno buoni. Ma stanno tormentando male pensiero. O mia madre sta lontana quando tiene una famiglia, quando Napoli diventa cartolina. Un demise giorno all'ora e una settimana chiude via. Quando sentono motivo una canzone. Dimmi, vicino a te sta Gennarino? Assondolello, come? Non sta dormendo? Abbracciamela forte, a tutte e due. D'ingella papa soia va bene assai. O mia madre sta lontana quando tiene una famiglia, quando Napoli diventa cartolina. Un demise giorno all'ora e una settimana chiude via. Quando sentono motivo una canzone.
Napoli non resiste più. Domani piglio treno e me ne torno a Napoli, per sta sempre con voi, ma non ve lascia più. Napoli chiama i figli suoi, o una mamma ci sta nei bracci. Napoli da tornata, tornata, Napoli vi chiama, non può morire, non può morire, non può morire. Napoli 081, chiamata Napoli 081. Brano. Hai visto Franco, come ti chiami tu? Franco? Francesco? È messo a piangere, si è commosso Francesco. Questo è un brano che piace tantissimo. Lo dedichiamo alle persone intanto che sono lontane, che torneranno a casa molto presto. Esatto. Pronto? Pronto? È caduta. Non è pronto. È caduta. Pronto? Mi senti? Sì. Sì, sono qua di fronte al televisore, siete bravissimi. Grazie. Complimenti. Grazie. Grazie. Franco Accardi e le canzoni di Mario Mero sono stupende, favolose. Grazie. Sei il numero uno, di cuore. Di dove chiami? Scusami, da dove chiami? Di Cereale, Pennisi. Cereale, Pennisi. Ciao a tutta Cereale. Ciao, bellissimo, siete favolosi. Grazie, grazie. Ciao. Mi ha fatto piacere prendere la linea. Prendere la linea è difficilissimo, sei stato fortunato più che farti piacere. Bravissimo, di cuore. Ciao, ciao. Una bella canzone di Mario Mero, te prego. Va bene, ora vediamo perché siamo agli sgoccioli. L'ho capito. Eventualmente giovedì prossimo seguici che ce ne saranno altre. Ma ricordate bene il mio nome, lo può fare tranquillamente. Vi aspetto. Va bene. Ok. Alla prossima. Ciao, alla prossima settimana. Ciao. Allora, cosa canti, Sabrina? vediamo cosa No. Bella. Carme, è dedicato per te questa canzone. E gli occhi di un ragazzino che guarda l'aeroplano, ti sente legata in mano e vorrei lontana con chi tu guardi e non sei felice, tu soffri e non me lo dici, tu pensi soltanto a quella non sta più buona con me. C'è lei c'è lei
sentono traditore, a scema senza famore, perché se mi porto cuore ce l'ha so cuore a lei. Non voglio che tu stai male, per questo ti lascio andare, eppure se muore sola tu non pensare a me. C'è lei che ti fa ancora chiagnare, c'è lei e sta tornata a nascere, ma non la posso girare perché ti ama come me, che la dano zucchero si va, non serve a trattenere, si va, io sono contenta di perdere perché voglio da tornare a vivere. C'è lei quando ci parlammo e c'è lei si ci appiccica. Grazie al maestro. Bravissima, come sempre. Prossimo brano. Aspetta, Cioè, prima saluti, del brano io ok. ho dei saluti, ogni Ok. settimana ho dei saluti appuntati perché non me li ricordo. Voglio salutare Carmelo Rizzotti, ciao Carmelo, con un grosso bacio, e la famiglia. Antonio Fazio e tutta la sua famiglia, allo zio Affio Zerbo, alla zia Maria e a Francesco con un grosso bacio, speriamo che torni presto Ricambiamo. a correre. La famiglia Vezzosi e lo zio Mimmo, Cambiamo. la famiglia Prato, zio Santo e la zia Carmela. Ciao zia Carmela. Ricambiamo anche noi. La famiglia Maugeri, la panineria Food Drive, i ragazzi che mi stanno aspettando, adesso ci andiamo. La famiglia Mirabella, che c'è Francesco qua, suo padre, la sua mamma, la sua famiglia, sua moglie e tutti. La famiglia Lizio, la famiglia Verdone, mio cognato, ciao. La mia famiglia, mio padre, mia madre, mia moglie, i miei figli. Ricambiamo. Mia nipote Giada, che mi segue, con un grosso bacio, ciao. La famiglia, Verdone, mio nipote Alessandro, ciao campione, seguimi sempre il giovedì, saluto a te e tua moglie, i tuoi figli, mio nipote Giuseppe Verdone, con Santa, ciao. La famiglia Maurizio Vezzosino, e ce ne saranno tanti altri che non Lo ho scritto, saluto anch'io. che me ne sono scordati sicuramente. A chi non ho salutato gli mando 2 baci. Salvatore Castorini, il cognato di Mirabella. Salvatore Castorina, alla moglie e ai figli. alla moglie e ai figli, Saluta Raffaele. a Raffaele, Chi ne va più ne metta. la famiglia Poi- Verde, la Ok. famiglia Boncaldo, ciao Sapo Boncaldo, man mano ora me le ricorderei perché io purtroppo ho questo difetto, non me li scrivo e poi non me le ricordo. Un bacio zio Orazio, tutta la sua famiglia. Sì. E stasera era una serata tutta di classico, Francesco, mi dispiace, purtroppo avevamo deciso così. Io non so credere a tutte sti bugie che mi sai dire, però mi fa piacere di sentire, perché mi guardi, perché mi parli, e tutta verità mi fai capire. Non ti voglio e mi mette paura, che sto occhio lucente si stanca di me. Non ti cerco
con mille pensieri ti vaga cercando tremando per te. Paura se tu che mi fai mettere paura, se danno vinto cuore non volevo, ma se fa più bene si stai lontano da me. Non ti voglio e non niente paura, che io muore d'amore, che muore per te. Ma giunse la porta chi sto cuore senza pietà, a che illusione sola ed onestà, povera amore che mi chiama, mentre ti dirà che non mi abbandona. Vado cercando mamma con te, non ti cerco, mi fa mettere paura. Paura se tu che mi fai mettere paura, se danno vinto cuore non volevo, ma se va più bene si stai lontano da me. Non ti voglio e mi mette paura, che io muore d'amore, che muore per te. Bravissimo maestro, bravo. Non si può descrivere le melodie. Niente, ci fa fare, ci E fa quindi? divertire. Stasera l'ho cantata in un modo molto diverso dalle solite, l'ho voluta fare a modo mio. Si devono cantare a modo, per cui farò così. modo nostro. Mi raccomando, l'appuntamento a giovedì prossimo infatti. alle ore 20 e Noi la ci replica sarà il martedì. Martedì Il martedì alle ci sarà ore? la replica alle 22. Alle 22? Allora alle 21. Alle 21. Alle 21. Martedì alle 21 la replica e giovedì prossimo ci vediamo qua. Ok Sabrina? Ok, alla prossima. Ciao, buonasera a tutti. Un bacio. Ciao.